Ok, manca l'ultimo testo. Manca l'ultimo testo, ci sono? Come sempre non mi scocciate, questa è la... Senti, come potrei fare per non essere scocciata? È la gonna. No, Cristo santo. Non c'è modo di ovviare, è la gonna che fa ripieghe, non c'è modo di ovviare. Cristo santo. Allora, l'ultima poesia che ho scritto io per lui. Dopodiché ti auguro un un buon San Valentino. Come vedi è dare energia, no? È una sorta di... Però tu sei abituato, lo so. Infatti in questo siamo un po' sulla stessa linea perché è quello che propongo io su questi frangenti. Ok. Ehm, cosa volevo dire? Ah, dopo ti devo fare dei video a letto. Oh, posso evitare? No, 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 non devo evitare, devo darti la buonanotte. San Valentino, so che sei innamorato di me, dai, sono circostanze che noi viviamo tutti i santi giorni, però dobbiamo stare insieme, non mi puoi lasciare a casa. Io voglio nostro figlio. Guarda che ti dico, voglio nostro figlio, vedi quello che devi fare. Non è che aspetti che dici, ma gli altri fanno per me, nessuno fa per te. Devi metterti a tavolino, senti, vedi con chi devi parlare, mettiti a tavolino che ci dobbiamo incontrare. Dici, ma prima o poi ci incontreremo. No, no, tu devi fare l'incontro. Non è che prima o poi ci incontreremo, l'incontro devi farlo tu, capito? La vita è tua, una moglie c'hai. Oh, oh, questa è vita vera. Una moglie c'hai. Non so se mi spiego. Oh, ok. Hai una sola moglie. Sono importantissima per te. Sono la mamma dei tuoi figli, sono importantissima. Molto più importante di una macchina, di una casa, di qualsiasi cosa. Sono importantissima. Ok. Per te che mi hai restituito una vita nuova, libera da mille torture, libera da mille prigioni. Per te che vuoi essere il mio paradiso e sai essere il mio paradiso, colmandomi con la tua dolcezza. Per te che fai tutti i miei sogni pieni di luce e di bontà. Per te che fai tutti i miei desideri ricchi e giusti. Per te che mi dai una nuova vita e mi hai scoperta e mi fai nascere ancora. Per te che fai il mio cuore buono come il tuo, la mia anima gentile come la tua, i miei orizzonti morbidi come i tuoi e i miei capelli morbidi come i tuoi. Per te che ogni volta che mi tocchi mi ricordi chi sono, per te che sono tutte le tue improvvisazioni, tutte le notizie, per te che fai bella ogni mia notizia e fai del tempo che mi resta la gioia più grande che si possa vivere, per te e per i tuoi poteri di essere luminoso e caldo, che mi lasci così libera di brillare con te, di essere libera con te, per te che sei il linguaggio della mia gioia e la voce del mio carisma. Non mi bastano i miei anni per dirti grazie. Grazie perché mi liberi da ogni mia paura e sei buono, buono, buono. E io ti amo così tanto. Tu hai bisogno solo di me, come io ho bisogno solo di te. Il tuo sorriso mi coinvolge in tutte le buonanotte quando mi stringo a te e mi sento amata e fortunata. E indosso ogni abito migliore per te, indosso ogni seduzione per stare nei nostri orgasmi. E anche negli orgasmi sei così luminoso e generoso che mi sento nel più grande miracolo della mia vita. Quando mi spogli e conosci il mio corpo in ogni dettaglio, mi proteggi da ogni pericolo, da ogni umiliazione e guidi la mia anima in giro per il mondo, con quel pizzico di ingenuità, di meraviglia e sorpresa che porta con sé il grande miracolo dell'amore. Tu proteggi la mia ingenuità come la porta per la tua dolcezza, di cui sei gelosissimo. Sei la fine di ogni mio tentativo e mi stringi così forte fino a mangiarmi. Il tuo sorriso è il tramonto più bello e l'alba più vibrante. Fammi ingenua, conservami così ingenua, perché io possa esistere giovane con te, sempre commossa, sempre disarmata, sempre fragile e sempre donna per te, nella tua vita, nelle tue ossa. Questi sono solo alcuni testi del libro a venire.
Vorrei evitare di fare questi video a letto. Vorrei evitare. Questi biscottini erano buonissimi, però adesso basta. All'interno c'è l'uva passa. Non ti dico. Sono con l'uva passa. Com'è stuzzicante questa cosa dell'uva passa, guarda. Pezzetti di uva passa. Buonissimi. Guarda. Piccolo, delizioso, accattivante, come il mio libro. Lo vuoi tra le mani? Sei frettoloso. I tempi della letteratura non sono come i tempi dello spettacolo o i tempi della cronaca. Sono tempi molto lunghi. Però, in questo caso, accorcia i tempi. Accorcia i tempi. Non lo so come devi fare, guarda, te lo dico onestamente. Però dobbiamo incontrarci. Non lo so dove, non lo so come devi fare, ma di certo devi stare molto più vicino a me, alle possibilità della vita, non lo so, Firenze, Siena, molto più vicino alle possibilità della vita. È chiaro, cioè, Firenze, Siena, Milano, non lo so, ma vicino alle possibilità della vita. Ti ripeto, tu hai una sola moglie, hai una sola moglie e per questa sola moglie devi vivere, cioè devi vivere per una moglie. Il marito vive per la moglie. È la legge della natura. Gli animali si accoppiano, le bestie fanno figli, noi esseri umani siamo insiemietti perché siamo marito e moglie. Ma è un fatto di natura, dovresti sentire il desiderio di accoppiarti con me. Fallo presto. Non perdere tempo, guarda come te lo dico, la mia preghiera è questa. Tu sai che io sono tua moglie e mi vuoi. Mi vuoi? Ok. Fai presto quello che devi fare, perché io desidero incontrarti adesso. Non ero pronta prima, ora sono pronta. Non voglio aspettare più. Ti amo. Buon San Valentino.